Ciao ragazzi, quella che vedete è una delle due pale eoliche installate dalla Tecpa, un'azienda di Villa Fontana di Bovolone specializzata nella produzione di impianti automatizzati e robotizzati per il confezionamento di prodotti alimentari. Ho intervistato il titolare Riccardo Pasetto per saperne più di questo mondo, di queste due vere e proprie torri alte 35 metri solo il pilastro centrale, che arrivano fino a 55 con la pala estesa. Abbiamo fatto un ragionamento a 360 gradi su cosa significa avere un impianto del genere, che per loro, forse un caso più unico che raro, significa chiudere un anello, nel senso che tutto il fabbisogno energetico per la loro azienda, sono circa 10.000 metri quadrati, arriva solo da fonti alternative, l'eolico, il geotermico e il fotovoltaico. Ma andiamo a sentire che cosa ha voluto dire per lui e per la sua azienda gestire e investire in un impianto come questo. L'idea delle pale eoliche è un'idea che covo da sempre. Ancora quando eravamo nella vecchia sede abbiamo fatto delle prove con delle pale eoliche domestiche, delle cose così, però è sempre stata una cosa nel mio DNA per poter sfruttare al massimo quello che la natura ci offre, quindi sole e vento. Questo completa un po' un ciclo o un circolo nella vostra azienda, perché già c'è geotermico e fotovoltaico. Sì, questo praticamente chiude l'anello energetico della nostra azienda. Noi abbiamo il geotermico, che per quanto riguarda l'energia termica, quindi da questo noi ricaviamo il caldo e il freddo per la nostra azienda, il fresco diciamo per l'estate e il caldo per l'inverno. Abbiamo le pale eoliche e il fotovoltaico che si completano diciamo dal punto di vista energia elettrica, però tutte e due sono supportate da un super storage da 600 kW, che è il fabbisogno di 6-7 ore della nostra attività per poter andare avanti, diciamo, anche nei momenti in cui il sole non ci permette di produrre energia. Le pale eoliche completano questo ciclo, nel senso che difficilmente avremo un giorno senza vento e anche senza sole. Uno è sempre complementare dall'altro. Questa è stata l'esperienza che abbiamo avuto in queste poche giornate di produzione, tanto è vero che nei primi giorni di produzione le pale eoliche ci hanno letteralmente entusiasmato per la loro capacità di produrre e produrre in maniera molto molto lineare. Ho chiesto a Riccardo che cosa significa gestire praticamente queste tre fonti energetiche, ovvero l'eolico, il fotovoltaico e il geotermico, perché pensate che dentro lo stabilimento ci sono 125 pozzetti che in profondità estraggono l'acqua che poi serve per raffreddare o riscaldare gli ambienti. Tutto ovviamente in maniera naturale e pulita. Come avviene quindi lo switch? Perché non sempre può esserci il sole e non sempre può esserci il vento. Quindi in che maniera si garantisce l'autonomia nel fabbisogno energetico? Tutto è controllato elettronicamente e via computer. Guardate. Ecco, in questo momento siamo nelle condizioni ottimali, diciamo, di produzione energetica, dove abbiamo il fotovoltaico che produce 206 kW, delle pale eoliche che stanno producendo una 5 kW e una 12 kW. Perché quella là da 5 kW? Perché sta orientandosi, andando a cercare il vento giusto, e quindi adesso noi vedremo che sta aumentando finché non trova la posizione corretta per equiparare all'altra pala eolica. Quindi si orientano da sole? Sì, da sole vanno a cercarsi l'orientamento del vento, in modo che abbiano la vela messa nelle condizioni migliori per poter essere, diciamo, presa dal vento. Il tutto viene prodotto, va, come in questo caso vediamo, 134 kW incamerato nel gruppo storage, che a questo punto ha 416 kW nelle sue batterie, e il resto andiamo in consumo aziendale, l'officina, gli uffici e il tecnico. In questo momento noi vediamo che tutto il set produttivo è in funzione e quello che noi produciamo in più va a essere preso in consegna dall'accumulatore. Questa sera sicuramente non avremo il fotovoltaico, vedremo cosa succede con l'eolico,
che però viene integrato dall'uscita dello storage che farà da integratore fra le pale eoliche e la nostra produzione. In questo caso vediamo che sono esattamente orientate uguali, infatti la loro produzione è perfettamente equivalente. Quando noi siamo veramente senza nessuna fonte di energia, cioè eolico, fotovoltaico e gruppo storage completamente a zero, mettiamo in funzione il nostro gruppo elettrogeno da 200 kW che ci garantisce, diciamo, l'energia necessaria per le nostre attività. L'avete mai usato? No, finora non è mai stato usato, è solo, passatemi il termine, una ruota di scorta che non si sa mai cosa possa succedere nelle varie eventualità. Siete autonomi adesso dal punto di vista energetico? Sì, noi siamo perfettamente autonomi, da quando abbiamo messo le pale eoliche, con la produzione delle pale eoliche, con la produzione del fotovoltaico e soprattutto con l'accumulo dello storage, noi cioè, da quel momento noi non abbiamo più attinto neanche 1 kW da quello che è l'energia elettrica, diciamo, nazionale, o quello che è l'energia elettrica che ci passa qui davanti, insomma. Ovvio che un impianto del genere, vista l'imponenza delle dimensioni, abbia attirato interesse, attenzione e anche curiosità, anche perché di impianti eolici per fruizione privata non credo che ne esistano tantissimi in pianura padana, forse come dicevo all'inizio questo è un caso più unico che raro. Pensate che qui dentro lavorano qualcosa come 100 persone e più. Ma questo è anche l'ultimo tassello della filosofia di Riccardo Pasetto, che già da diversi anni decise che il suo fabbisogno energetico, quello della sua azienda, dovesse provenire soltanto da fonti di energia rinnovabile, quindi rinunciando completamente al combustibile fossile. È stato difficile l'iter per arrivare ad installare due impianti che comunque sono particolarmente importanti. Sì, l'iter è stato abbastanza difficile per un problema molto semplice. Essendo dei pionieri, quindi essendo la prima volta che questa attività veniva fatta fra un ente privato, quale siamo noi, e un ente pubblico, appunto le concessioni comunali, è stato veramente una tragedia, perché tutte le pale eoliche che si vedono in giro per l'Italia sono tutte pale eoliche a gestione pubblico su pubblico, quelle di AFI sono delle AGSM, altre di altre aziende, comunque tutte a indirizzo, diciamo così, pubblico. Quindi è stato un iter molto, molto difficile, ma che alla fine siamo riusciti a fare e che ci sta comunque premiando, diciamo, della nostra, chiamiamola pure spregiudicatezza e un po' follia, ecco, perché sia come location, sia come sistema di generare energia, non era una cosa che nella pianura padana fosse contemplata, diciamo, dai manuali tecnici, ecco, tutti l'avevano sconsigliata e tutti mi davano del folle, però insomma i punti si contano quando le bocce sono ferme, adesso vedremo cosa succede. Noi in questi giorni che abbiamo avuto modo di verificarlo, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, abbiamo già prodotto circa 2,5 megawatt per ognuna, che non dico che sia un buon risultato, anzi è ottimo risultato per noi e soprattutto anche per i costruttori che non si giocavano un euro su questa scommessa, diciamo. Pasetto mi ha confidato di essere andato avanti a testa bassa in questo progetto, convinto della bontà dei risultati che sarebbero venuti e che in questi primi giorni di installazione sembrano effettivamente dargli ragione. Ma come dicevo all'inizio, un impianto del genere suscita curiosità, quindi fa porre delle domande e Riccardo se ne ha sentite rivolgere veramente tante in questi primi tempi di funzionamento. Domande che sono arrivate anche da chi, come me, non è esperto in materia e che quindi gli ho voluto girare. E queste sono le sue risposte. Qualche critica che vi è arrivata è per l'impatto ambientale. Cosa si sente di rispondere a chi solleva queste obiezioni? Allora, il concetto è molto semplice. Io dico sempre che per fare le cose bisogna farle e decidere una persona sola. Se uno decide in 100 non fa mai niente. Quindi io delle critiche non è che me ne faccia un grande problema, però questi signori dal punto di vista ambientale, io dico loro hanno in tasca il telefonino? Bene,
loro devono sapere che per usare il loro telefonino hanno bisogno di quelle belle torri che noi vediamo nel centro dei paesi e così, che trasmettono i segnali che devono poi loro utilizzare per fare le loro cose. Quindi dipende sempre dal punto di vista che uno vuole vedere le cose. Poi la critica mi fa crescere, mi stimola, soprattutto quando che sono di fronte a delle critiche non sicuramente tecniche, ma di buon temponi che non hanno nient'altro da fare, quindi per me non c'è nessun problema. Come avete finanziato questo impianto? Allora, questo impianto è stato finanziato con il nostro sudore, con i nostri sacrifici e con il nostro impegno, diciamo, di imprenditori per fare questo coso. Chi pensa che questo è stato finanziato con le tasche del pubblico, del cittadino, abbia l'accortezza e soprattutto il tempo di andare a vedersi il nostro bilancio che è pubblico e vedrà che non c'è nessun finanziamento pubblico in merito a queste cose, come in qualsiasi altro lavoro che noi abbiamo fatto. Noi non abbiamo mai attinto a fondi pubblici per fare le cose che io avevo nella mia testa, questo deve essere limpido e chiaro, però io dico sempre una frase molto semplice, che è meglio fare rabbia e invidia piuttosto che fare compassione, agli altri l'ardua sentenza. Noi è 1 anno e mezzo che siamo trasferiti in questo sito e quello che prima era una mia idea adesso è una grande realtà e invito chiunque ne abbia voglia, volontà, si mette in contatto con la nostra amministrazione o con la nostra segreteria, il numero lo trovate su internet e io sono ben contento di farvi visitare la nostra realtà e di spiegarvi per filo e per segno come avviene una cosa che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile, quella di essere liberi dal fossile ma soprattutto liberi da qualsiasi impegno. Noi l'Enel domani mattina può tagliare i fili che non ce ne può fare un baffo di niente. Noi siamo in grado di produrre, farci il caldo, farci il freddo senza nessun impegno verso nessuno.